Si è svolta venerdì 12 novembre la cerimonia di assegnazione delle borse di studio per gli studenti della scuola professionale DF di Valdobbiadene. Non è che me l'aspettavo, però un po' l'avevo immaginato, perché comunque sono arrivata al primo anno che il mio scopo era finire la scuola, mentre sono arrivata ora che mi piacerebbe essere anche la prima della classe, anche come materie, come pratiche. Beh, sicuramente ci ho sperato, non ero sicuro di vincerla, però l'idea per il futuro è andare avanti con gli studi e dare il massimo per essere il primo sempre. Onestamente non mi aspettavo, ero molto emozionata, speravo molto per gli altri miei compagni, però al momento del mio nome ho iniziato a svalvolare, insomma. Comunque per il futuro sì, ho tanti progetti e spero tanto si realizzeranno. L'Istituto DF ha voluto premiare gli allievi che durante il triennio formativo 2019-2021 si sono distinti per impegno, passione e costanza nelle attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche. Ma la cosa più interessante è che questi 3 ragazzi si sono distinti in un anno così difficile come quello della pandemia, dove i ristoranti erano chiusi e era difficile fare il periodo di stage. Questi ragazzi però si sono impegnati in tutti i modi, hanno recuperato l'esperienza del lavoro durante l'estate, hanno lavorato tutta l'estate. Michela, tra l'altro, è figlia di una madre romena, con una storia avventurosissima arrivata in Italia. Sara invece, che ha vinto il premio per la sala, è originaria di qui, e Samuele Barato, anche lui è di famiglia del territorio, diciamo, ma sono tutti e 3 veramente meritati questo premio, questo riconoscimento, che è uno sprone a tutti gli allievi a dare il massimo, perché ci sarà gloria per tutti di sicuro. Le borse di studio sono state messe a disposizione da Villa Sandi, azienda vitivinicola leader nella produzione di vini di Prosecco di OCG e DOC. La sede è veramente un bel esempio di una scuola moderna, detta anche dal ministro quando l'ha visitata, ma che fa la differenza e poi sono gli studenti, i professori, e quindi ho pensato 2 anni fa di instaurare questa borsa di studio proprio per incentivare lo studio di questi ragazzi che sicuramente possono fare la differenza nel mondo della ristorazione, che c'è bisogno di gente professionale, gente che conosca veramente la nostra cucina e che sia preparata, perché il domani ci aspetta solo in questo territorio di migliorare quello che è anche il mondo della ristorazione, dell'accoglienza, dell'ospitalità, visto che abbiamo un territorio riconosciuto patrimonio dell'UNESCO che può solo aspettarsi veramente un grande numero di visitatori nei prossimi anni.